Vai. Considerazioni sul plebiscito antiveneto del 21-22 ottobre 1866. Non ci soffermiamo sulle modalità improprie e sui risultati del plebiscito antiveneto di Savoia del 1866 per l'unione dei territori veneti al Regno d'Italia, ma riconosciamo il percorso seguito dai Savoia come un imbroglio e un'impostura contro i veneti per ottenerne la sottomissione e lo sfruttamento. I veneti, attraverso le loro rappresentanze, non hanno mai dichiarato la volontà e l'interesse di passare sotto l'occupazione del Regno d'Italia. Le grandi manovre per appropriarsi dei territori veneti sono state mosse con prepotenza solo e soltanto dal Regno Sabaudo e così nel 1866 siamo passati da un'occupazione straniera a una occupazione straniera. Il nostro interesse era allora e rimane oggi quello di riacquistare la nostra libertà, indipendenza e sovranità. I veneti non sono italiani, come non sono stati austriaci sotto gli Asburgo e francesi sotto i giacobini francesi. Siamo un popolo antico che ha sempre coltivato i valori della libertà e dell'indipendenza. Oggi, 21 ottobre 2025, commemorazione del plebiscito del Regno Sabaudo, imposto con falsità e prepotenza ai veneti, ribadiamo dunque la nostra ferma volontà di riorganizzarci da popolo libero e sovrano nella storica Repubblica Veneta. Nel 2016 abbiamo riorganizzato il Maggior Consiglio ed eletto il 121esimo Doge, a presenza e rappresentanza internazionale della Repubblica Veneta. Oggi la Repubblica Veneta opera internazionalmente per difendere gli interessi della nazione veneta, per avviare una collaborazione con le nazioni sovrane e per contrastare la politica predatoria e coloniale dei paesi che hanno sempre fatto della guerra la loro politica principale, come la Francia, l'Inghilterra, la Germania e l'Italia. La Repubblica Veneta ritroverà la sua fortuna riprendendo a sviluppare, come nel suo glorioso passato, relazioni chiare, paritarie ed oneste con tutte le altre nazioni. La nostra conferenza stampa sarà prevedibilmente, e lo è stato, disertata dai media, impegnati non a informare ma a nascondere la nostra presenza politica. Il nostro messaggio viene perciò consegnato direttamente al pubblico con volantinaggio e diffuso attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Venezia, 21 ottobre 2025, Albert Cardin, 121esimo Doge. Viva San Marco e viva il Doge!